Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. In apertura il tema del caro vita e per dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà questa mattina è stato sottoscritto in Prefettura a Udine un protocollo d'intesa che grazie alla Fondazione Friuli mette sul piatto fondi per i nuclei in difficoltà a causa del caro bollette e non solo. Vediamo. Presidente Morandini, una iniziativa importante della Fondazione Friuli, un protocollo d'intesa con le prefetture di Udine, di Pordenone e le Caritas diocesane di Udine e di Concordia Pordenone per dare un aiuto ai cittadini che sono in grande difficoltà in questo momento, soprattutto dal punto di vista dei rincari di luce e gas. Ecco, quant'è la somma che avete messo a disposizione e cosa prevede questo protocollo? Assieme a Intesa San Paolo abbiamo stanziato per questa iniziativa 300.000 euro. È un'iniziativa che vuole essere sì un sostegno e un supporto economico, ma soprattutto grazie alle Caritas vuole essere un accompagnamento nelle famiglie verso il corretto utilizzo delle risorse, risparmio energetico e anche una sana gestione del bilancio familiare. Quindi questo è l'aspetto che noi sottolineiamo con maggior convinzione. In che modo potranno poi queste famiglie accedere a questi contributi, insomma, attraverso le Caritas ovviamente? Abbiamo voluto strutturare un accordo che abbia un cappello istituzionale grazie alla collaborazione dei due prefetti e un cappello operativo che è rappresentato dalle Caritas, loro in totale autonomia da conoscitori perfetti di quelle che sono le situazioni di difficoltà sui nostri territori, hanno la possibilità di agire come meglio credono. Qual è la situazione attuale con cui vi confrontate tutti i giorni per quanto riguarda questo problema? È una situazione generale ormai, no? Strutturale direi, quindi sappiamo che queste risposte che sono preziosissime sono comunque delle risposte che non incidono sulle cause, no? E quindi siamo consapevoli dei limiti pur facendo il possibile, andando su tutto il territorio della nostra provincia, quindi della diocesi, perché le persone che sono in difficoltà almeno possano accedere ai centri di ascolto, rappresentare le difficoltà concrete. Noi non distribuiremo soldi, noi faremo in modo che le spese, le utenze, insomma, vengano in qualche modo pagate, ma non distribuendo soldi. Le risposte devono incidere anche sulle imprese che erogano questi servizi, perché se ci sono delle municipalizzate dovrebbero in qualche modo interrogarsi i comuni come mai ricevono soldi pagando o ricevendo, no, le utenze e via avanti e d'altra parte dando soldi per aiutare i poveri. Mi pare che sia una contraddizione in termini che vale la pena, ecco, essere messa in risalto. Questo progetto prevede un contributo anche non solo per chi non riesce a pagare le bollette, ma anche per chi vuole riqualificare la casa, perché sappiamo che magari famiglie più in difficoltà magari vivono in case più vecchie, che consumano di più o con famiglie più numerose. Ma su questo all'interno delle varie azioni che possono essere valutate di volta in volta a seconda dei bisogni che ci sono delle famiglie e attraverso la rete dell'ascolto, l'idea può anche essere quella di attivare per esempio microcrediti per sistemare la caldaia, eccetera. Chiaramente gli importi sono minimi rispetto a tutta quella attività di appunto ristrutturazione che è anche stata messa in campo con le varie misure governative e alle quali magari proprio le famiglie più in difficoltà per una serie di motivi non sono proprio riuscite a far fronte ad avere l'accesso a questa tipologia di misure. Quindi per quanto poco si cerca anche di muoversi in questa appunto dimensione che è quella del rendere le case almeno un minimo più efficienti. Ecco, ricordiamo anche che questo protocollo riguarda insomma, la cosiddetta morosità incolpevole, non è che andrà a sanare anche tutto un pregresso, quindi anche lì ci sarà da fare insomma, una sorta di cernita per vedere chi ha diritto a questo contributo. Sì, un gran lavoro che sicuramente la Caritas saprà gestire anche col supporto appunto delle associazioni di consumatori o comunque delle associazioni che in questo ci porteranno anche esigenze che noi agli enti gestori dei servizi rappresenteremo e su cui veramente ci aspettiamo un passaggio ulteriore, ma credo che ci siano tutte le premesse per poterlo fare. Ovviamente è un lavoro complesso su cui la nostra collaborazione come facilitatori sarà fondamentale. Sì, anche per la Prefettura di Pordenone con il prefetto Domenico Lione, insomma, in prima linea per questo progetto. Sì, io ho aderito veramente con entusiasmo all'idea dell'amico Massimo, in quanto appunto la crisi colpisce non solo gli imprenditori ma soprattutto anche le famiglie.
Questa iniziativa è molto importante sotto duplice aspetto, un aspetto appunto di un aiuto diretto quasi però per un accesso magari a un microcredito e una gestione consapevole del denaro e poi un aiuto importantissimo oltre alle famiglie anche una funzione moltiplicativa, cioè nel senso che possa diventare quasi un collettore, cioè che altre associazioni accanto alla Fondazione Friuli e alle Caritas che hanno finanziato questo progetto possano anche partecipare, anche gli enti territoriali, cioè quindi i comuni, anche altre associazioni possono unirsi in una rete di sostegno sociale che già in questo territorio è molto forte, che possa diventare un ulteriore punto di riferimento per le famiglie. È stata inaugurata questa mattina al Museo Etnografico di Udine una mostra permanente sulla scuola friulana negli anni 30 e 40. Tutto il materiale è stato donato all'ente dai privati. I primi a poter ammirare tutto questo sono stati gli studenti delle scuole elementari cittadine. Vediamo allora. Inaugurata oggi la nuova mostra al Museo Etnografico di Udine, una mostra importante perché riguarda la scuola che non c'è più, la scuola degli anni 30 e 40 in Friuli, praticamente tutto frutto di una donazione privata. Esattamente, proprio così, si tratta di una sala espositiva che sarà permanente e quindi di un nuovo gioiello che aggiungiamo al percorso espositivo del nostro Museo Etnografico del Friuli. È una donazione privata, abbiamo avuto questa grande fortuna e questo grande onore di ricevere lo scorso anno la donazione del maestro Vinciguerra, che ha ritenuto di donare tutto il materiale che lui in questi anni ha collezionato rispetto alle scuole di un tempo al Museo Etnografico. Ci ha creduto davvero, ci abbiamo creduto anche noi, è stato molto bello poter pensare a uno spazio che potesse accogliere materiali così ormai distanti dal nostro quotidiano. E vogliamo ora raccontarli, spiegarli a più piccoli, ma anche fare in modo che siano visibili a chi li ha utilizzati. E abbiamo già raccolto molte storie questa mattina rispetto all'utilizzo del pennino, alla cartella di cartone e così via. Quindi è un bel modo per ragionare rispetto ai materiali anche utilizzati una volta a quelli, perché no, che si usano ora. Insomma, davvero una sala che promette di far riflettere molto rispetto al mondo della scuola. Giustamente far riflettere chi questa scuola l'ha vissuta, ma anche chi questa scuola non l'ha vissuta, tanto che i primi a visitarla sono stati gli studenti delle scuole elementari attuali. Già, voleva essere anche un augurio. Sicuramente vogliamo avvicinare dei target di pubblico diversi, il museo ha questa vocazione, ma iniziare con i più piccoli ci sembrava molto interessante, anche perché molti insegnanti sono coinvolti in questo progetto e quindi ci piaceva dare voce anche a loro e far vedere ai più piccoli cosa è stata la scuola un tempo, quali sono stati i limiti ma anche le grandi potenzialità dell'istruzione di una volta, e così anche iniziare a fare un discorso, perché no, critico rispetto a quelle che sono le necessità della scuola di oggi, a partire da propri materiali ma anche per quanto riguarda la didattica e tutti gli aspetti che girano intorno al mondo della scuola. Sindaco, si inaugura oggi una nuova sezione di fatto del Museo Etnografico dedicata alla scuola friulana negli anni 30, negli anni 40, un ricordo importante, anche infatti i primi a visitarlo sono gli alunni delle scuole elementari di oggi. Sì, gli alunni di oggi che chiaramente trovano una didattica molto diversa, c'era il pennino, il calamaio, per dire due cose che sono scomparse. Però è importante che si faccia memoria di queste cose perché c'è il rischio che scompaiano e non si possono più vedere, quindi è importante questa testimonianza. Io ringrazio il maestro Vinciguerra che ha voluto, ci ha portato tutti questi materiali didattici e che resteranno qui nel nostro museo etnografico per fare la storia della scuola qui a Udine, perché sono tutti materiali locali, cose che si riferiscono alle scuole della città di Udine. Ed è proprio questo il cuore del Museo Etnografico, appunto raccontare la vita di Udine e del Friuli di anni fa. Sì, anni di grande istruzione, di grande formazione, perché le scuole si possono vedere anche adesso, sono state costruite tra l'altro all'inizio del Novecento. La scuola Dante è stata costruita addirittura prima della Prima Guerra Mondiale. Sono scuole bellissime dove attualmente i ragazzi imparano a scrivere e a leggere, chiaramente con una didattica molto diversa di quella che
viene documentata in questa mostra, però l'importante è tenere viva la memoria, anche perché penso sia per i ragazzini di adesso che vedono come i loro nonni, bisnonni studiavano, ma anche penso alle persone a una certa età che possono venire qui a visitare e ricordarsi qual era la metodologia con cui si imparava, le regole e soprattutto gli strumenti didattici di quella volta. Una bella occasione allora per fare un tuffo nel passato. Noi ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, torniamo tra poco. Seconda parte di A voi la linea, non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni del senatore Roberto Menia contrario all'insegnamento del friulano a scuola. Accanto alla questione politica ci sono anche quella didattica e pedagogica. Le abbiamo affrontate con Rosalba Perini, curatrice dei volumi Anin, corso di Marilenghe per gli alunni delle scuole primarie del territorio. Allora vi lasciamo con questo contributo, insomma, per approfondire la questione anche sul tema. Grazie e arrivederci. Rosalba Perini, già dirigente scolastico da oltre 20 anni, si occupa di lingue minoritarie, di friulano e non solo. In questi giorni si è scatenata una bufera sul friulano dopo le dichiarazioni del senatore Menia. Partiamo dal primo concetto che è stato espresso, ovvero che è inutile insegnare il friulano a scuola. È davvero così? No, la scuola ha una grande funzione, deve giocare un grande ruolo proprio per tutelare ma anche sviluppare la lingua friulana. Noi viviamo in una regione speciale dove ci sono 4 lingue di scolarizzazione a scuola, presenti nella scuola. Quindi perché non dare ai nostri bambini, alle future generazioni, la possibilità di imparare, parlare, usare il friulano nella scuola. La scuola in questo senso gioca un grande ruolo, anche perché in famiglia è vero, si può imparare a parlare, ma la prima alfabetizzazione, le prime competenze che sono quelle comunicative e funzionali in lingua friulana, l'imparare a leggere e scrivere è compito della scuola. Così come si impara a leggere e scrivere in italiano, si impara a leggere e scrivere in friulano, si impara a leggere e scrivere in inglese e nelle altre lingue presenti nel nostro territorio. Anzi, io ogni tanto scherzando dico che se fossi io a governare la scuola renderei accessibili a tutti i bambini, anzi porterei nella scuola la lingua italiana, certo perché è la lingua nazionale, la lingua friulana perché è la lingua della nostra comunità, del nostro territorio, è la lingua che esprime la nostra cultura. La lingua inglese perché è la lingua internazionale, ma perché non lo sloveno o il tedesco, che sono le lingue dei nostri vicini. L'importante è saper comunicare con gli altri. E noi abbiamo una scuola friulana, una scuola plurilingue, perché questo dice la legge regionale numero 29 del 2007. Nell'articolo che parla della scuola si sottolinea che la scuola friulana è una scuola plurilingue e interculturale. Quindi perché non dare ai nostri bambini questa possibilità? Anche perché l'accesso a più lingue vuol dire avere accesso a più culture, non vuol dire fare confusione con le lingue. Certo, all'inizio ci possono essere anche delle interferenze, ma poi i bambini hanno una capacità di imparare le lingue incredibile. Ce lo dice già dai primi anni 90 il professor Franco Fabbro, quando ha scritto un libro bellissimo, Il cervello bilingue, e basava le sue ricerche proprio sul cervello dei friulani. Noi quindi perché non dobbiamo sfruttare questa possibilità che il friulano ci dà? Perché il friulano non è un dialetto, come dice qualcuno, è una lingua, quindi con un sistema di grammatica, di sintassi, di fonetica particolare. Una lingua, un sistema che veicola una cultura, che veicola i nostri valori, che ci dice quello che siamo adesso, ma quello che siamo stati.
perché noi siamo il frutto di tutte le genti che sono passate sul nostro territorio e quindi è importante conoscere la storia, ma soprattutto sapere chi siamo e dove vogliamo andare. Quindi io sottolineo ancora una volta, la scuola ha una grande responsabilità e un grande compito nel trasmettere la lingua, ma nello sviluppare la lingua friulana, nel fare in modo che tutti i bambini possano leggere e scrivere e quindi accedere anche alla cultura. Qualcuno dice che va bene parlare il friulano, lo dice anche il senatore Menia, in famiglia, in determinate associazioni, ma così non c'è un po' il rischio di ghettizzare il friulano come lingua solo della famiglia o magari dell'osteria e non lingua ufficiale, come peraltro è previsto? Sì, è prevista anche dalla legge nazionale. Ghettizzare, ha usato un bel termine, vuol dire limitare, circoscrivere, rinchiudere la nostra lingua friulana a determinati ambienti. No, la lingua friulana può essere utilizzata in tutti gli ambiti della vita pubblica, della vita sociale. Non è solo la lingua della stalla, del mercato, dell'osteria e dei campi. La nostra è una lingua che può essere utilizzata a scuola, può essere utilizzata all'università, nella vita pubblica. È questo che bisogna far capire. Una lingua non ha soltanto una valenza utilitaristica, cioè mi serve, non mi serve mica parlare ora a New York il furlan, no, ma ti serve per sapere chi sei, ha un'importanza formativa per la tua formazione personale, quindi va benissimo il primo approccio, il primo apprendimento in famiglia, ma poi è la scuola che deve farsi carico di insegnare la lingua, ma anche di far entrare il bambino nella storia, nella geografia, nella cultura del nostro territorio, rispettando anche quelle che sono le culture e le lingue degli altri, dei bambini presenti e che provengono da altre parti del mondo. Proprio in questi giorni è in distribuzione nelle scuole primarie del nostro territorio Anin in via Tor Pal Friul. Sono 2 volumi divisi per prima e seconda classe, terza e quarta e quinta, di cui lei è curatrice. Ecco, qual è l'approccio che avete scelto per portare il friulano in classe? Nei primi 2 anni, prima e seconda, il friulano è proposto in rapporto proprio alle esperienze quotidiane del bambino, ma in maniera molto divertente, molto creativa, molto fantastica, facendo giocare il bambino con la lingua. Non parliamo mai di grammatica nei primi 2 anni. Dopo si parla di riflessione linguistica per far capire ai bambini quali sono i meccanismi di funzionamento della lingua friulana, quali sono i processi di costruzione, ad esempio, di una frase. Allora si entra nella riflessione linguistica e poi nel secondo volume c'è l'integrazione della storia e della geografia del nostro territorio su quello che è, tra virgolette, perché questo termine non si usa più da molti anni, nel programma che si svolge in italiano. Ed è questo importante, far capire al bambino, ma soprattutto alle famiglie che devono anche sentire l'importanza, il prestigio della nostra lingua, che c'è una storia nazionale che si racconta sul libro in italiano e c'è una storia altrettanto importante che si racconta sul libro in friulano. Così il bambino trova la corrispondenza, ad esempio in quinta classe, parlando dell'impero romano, sul libro d'italiano ci sono
2 pagine o mezza pagina su Aquileia, noi in questo libro parliamo diffusamente di Aquileia, della vita ad Aquileia, ma anche delle strade, delle antiche strade romane, che sono le strade che in parte utilizziamo ancora adesso. E quindi il bambino scopre che c'è questa corrispondenza tra la storia italiana, veicolata in lingua italiana, e la storia veicolata in friulano, la storia del nostro territorio. E lui percepisce che la nostra storia è una storia di prestigio, non è una storia di poco valore, come la nostra lingua è una lingua di prestigio. Oggi ci si pone una questione, come fare in modo che il friulano resti una lingua viva. Ecco, questo tipo di percorso può prescindere dalla scuola? La scuola ha il compito anche di attualizzare, no? Aggiornare il friulano. E quindi in questi testi c'è proprio un aggiornamento, nel senso che si prendono in considerazione anche tematiche, argomenti che normalmente nei testi scolastici non vengono considerati, ma che esprimono e riflettono la nostra cultura. Ad esempio, nel volume primo, di prima e seconda, c'è tutta una parte sulle emozioni, ma c'è anche tutta una parte sui mercati. No? Anin al marchiat di Tarcin, anin a comprare il prosciutto, anin a comprare il formaggi di Feagne, anin a comprare il prosciutto di San Daniele, le civole di Travesio e via. Quindi c'è un'attualizzazione anche sul piano tecnologico, perché i nostri bambini vedono la TV, adoperano il tablet, adoperano il computer, e quindi facciamo ad esempio delle ricerche, degli approfondimenti, andiamo ad ascoltare dei filmati direttamente in internet. Per questo la scuola è importante, perché non è soltanto la trasmissione orale, no? Il chiacchierà, ma è soprattutto dare gli strumenti per entrare nella cultura, per scoprire ad esempio anche pezzi della letteratura. Nel secondo volume si innestano, si parla non soltanto di geografia del nostro Friuli, ma si parla anche di letteratura, inserendo delle poesie, inserendo dei piccoli brani, certo, adatti ai bambini. Quindi c'è un'attualizzazione e solo la scuola può gestire, governare questo nel migliore dei modi. Poi la famiglia è importantissima. Noi non possiamo dimenticare che per anni, io ad esempio a scuola non potevo parlare friulano ed era abbastanza diffuso questo pregiudizio che parlare friulano, poi il bambino non impara bene a parlare in italiano, fa sconfusione, prima alle miorca il chiacchiere in italiano e dopo, casomai, impara il friulano con calma quando vuole. Il bambino a quell'età può imparare qualsiasi lingua, anzi noi così sfruttiamo un periodo critico, cruciale, ottimale per l'acquisizione, per l'apprendimento naturale delle lingue. Quindi possiamo fare tutte le lingue possiamo, e la scuola ha questo compito.